Lingua veneta in primo piano, la lingua parlata dai nostri nonni, quale patrimonio culturale da rivalutare. Del resto, diciamocelo chiaramente, in Veneto alzi la mano chi non ha mai parlato dialetto. È la lingua corrente ancora adesso, e se la lingua veneta ottenesse il riconoscimento come lingua minoritaria, l'Europa, da sempre così sensibile, stanzierebbe pure dei contributi, come nel caso delle altre 12 lingue in Italia riconosciute, fra queste il ladino, il friulano, il sardo. Dopo Semibasso, che sui social ha esteso l'invito a votare perché ottenga quel che gli spetta, l'UNESCO l'ha già riconosciuta, definendola lingua da proteggere, a rischio o vulnerabile. Ci pensa anche il consigliere comunale Ilaria Brunelli, da sempre forte sostenitrice. In tutti i comuni, compreso quello di Bassano, si può recarsi all'anagrafe e votare e firmare per la tutela della lingua veneta. Sabato 20 luglio ci trovate sotto il gazebo per raccogliere le firme per la tutela della lingua veneta, e quindi io vi invito a passare, qualora non vi foste recati all'anagrafe, per sostenere questa forma di identità, ed è anche una forma culturale di appunto sostegno a ciò che rappresenta il popolo e quindi la sua lingua. La raccolta è iniziata il 1° aprile. Al 30 settembre le firme dovrebbero arrivare a 50.000 perché Roma si metta a discutere della nostra lingua.